Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento con Parliamone. Ospiti della trasmissione di oggi, due giovanissimi, si tratta di Giorgia Russello e di Emanuele Romano, due ragazzi che hanno deciso di spendere una parte del loro tempo libero per gli altri. Come sempre il mio benvenuto anche a Don Salvatore Bucolo. Parleremo di cosa fanno questi ragazzi nel loro tempo libero, ma prima, per introdurre la trasmissione di oggi che abbiamo intitolato "Quando il dopo scuola cambia il destino", vediamo questo piccolo filmato. C'è chi il tempo lo vive e chi lo usa per migliorare la vita di qualcuno. Non è solo un compito finito o un voto che migliora, è il potere di esserci. Quando dei ragazzi scelgono di donare il proprio tempo, stanno scrivendo un futuro diverso, perché insieme ogni domani è possibile. Bene, insieme ogni domani è possibile. Allora, presentiamo, cerchiamo di conoscere un po' meglio, Don Bucolo, questi due giovanissimi nostri ospiti. Emanuele Romano è al quarto anno del liceo Ospedalieri, mentre Giorgia Russello frequenta il Turistico Colonne e anche lei è al quarto anno. Quindi siete molto impegnati con lo studio, però nel vostro tempo libero, grazie a un progetto che si chiama Amici di Rosso Malpelo, avete deciso di dedicare un po' del vostro tempo agli altri, a dei ragazzini che magari hanno bisogno di fare del dopo scuola. Ecco, questa vostra iniziativa, intanto da cosa è nata? Da dove è nato questo vostro desiderio, questa vostra decisione di dare questo contributo che è importante però per altri ragazzini? Grazie innanzitutto per l'invito. È iniziato qualche mese fa, quando la mia professoressa di religione Margherita D'Aquino, che saluto, ci ha invitato appunto ad aderire a questa iniziativa iniziata dal vescovo di Catania, arcivescovo Luigi Renna, e appunto di impiegare un pomeriggio della nostra settimana per aiutare a studiare bambini che appunto vanno nelle varie parrocchie, nei vari oratori. Personalmente io alla Natività del Signore appunto a Cibali, e appunto per un pomeriggio rimaniamo là con i bambini per qualche oretta e appunto li aiutiamo a studiare e passiamo un po' di tempo insieme. E quali materie cercate di... Io mi sono ritrovato pure a fare spagnolo, che per fortuna alle medie per 3 anni l'ho fatto, e quindi comunque qualsiasi materia. I bambini scelgono con chi stare e appunto per più volte mi è capitato di stare con gli stessi bambini e appunto varie materie. Giorgia, invece tu dove vai? Sì, io grazie all'opportunità che mi ha proposto sempre la mia professoressa Arezzo di religione, che colgo l'occasione per ringraziarla, io svolgo questo progetto una volta a settimana all'Istituto San Giuseppe. Io subito, quando la mia professoressa me l'ha proposto, ho subito accettato, perché da sempre a me piacciono i bambini e stare con loro. Quindi li aiuto un pomeriggio alla settimana a svolgere i compiti per casa. Bellissima questa iniziativa, Don Bucolo, quindi dei ragazzi che aiutano ragazzi più piccolini a studiare. Voi avete capito l'importanza dello studio, date grande valore allo studio e cercate appunto di andare avanti e far andare avanti altri bambini. Sì, mi sorprende come tutte e due, con storie diverse, hanno risposto a questa iniziativa con prontezza, no? Cioè senza pensarci sopra, perché ecco, sicuramente da studenti sanno, cioè, per esperienza diretta, quanto è importante lo studio, ma allo stesso tempo la consapevolezza che già da adesso loro possono dare un contributo ad altri. Questo è bellissimo, no? Perché in genere si pensa, quando sarò grande, quando sarò autonomo. In realtà sono studenti, sono due ragazzi che sicuramente ancora stanno immaginando il loro futuro, le loro prospettive, però in ogni caso danno un loro contributo, cioè aiutano gli altri a poter studiare, e sicuramente, e questa credo sia la cosa anche più importante, creano delle relazioni significative con questi ragazzi, si creano degli affetti, si creano delle cose, perché è vero che loro danno questo pomeriggio a settimana a dei ragazzi che probabilmente si trovano in situazione di bisogno, di aiuto, ma sicuramente loro ricevono qualcosa che diversamente non riceverebbero, e questo credo sia un qualcosa che li aiuta anche loro stessi a formarsi. Quindi oltre al loro studio personale, questo servizio non fa nient'altro che integrare la loro crescita, la loro maturità. Ecco, ma io lo chiederei proprio a loro, cosa vi dà
questo vostro impegno con dei ragazzini che hanno bisogno di studiare, che magari arrancano un po' in certe materie? Secondo me io appunto do a loro, comunque i miei compagni, chi partecipa a questo progetto, dà a loro quello che loro danno a noi, perché comunque noi aiutiamo lo studio per quello che sappiamo pure noi, perché appunto siamo ancora ragazzi, però allo stesso tempo tutto ciò che ci dicono, le battute o comunque il loro modo di vivere quando parlano di loro stessi, ci aiuta a capire intanto, a rispecchiare noi stessi in quell'età che non abbiamo passato così tanto tempo, anche noi qualche anno fa eravamo come loro, e appunto ci danno molto anche loro a questo punto. Giorgia, tu Sì. qual è la tua esperienza? Come ha detto lui, è molto importante che quello che loro riescono a dare a noi, non solo noi a loro, quindi aiutarli a fare i compiti, ma anche costruire con loro un rapporto reciproco. Quindi noi dovremmo essere un punto di riferimento per loro, un sostegno che dobbiamo dargli. E tu ti senti un punto di Sì, riferimento? sì, sì. Cioè c'è un legame di amicizia e poi Sì, in nasce particolare io ho avuto modo di trascorrere più tempo con una bambina, che questa bambina di 9-10 anni proviene dall'Ucraina, e abbiamo creato un affetto reciproco. Lei si è affezionata molto a me e io anche molto a lei. Certo, non è facile per voi ritagliarvi questo tempo, perché anche voi dovete studiare, e essendo al liceo immagino che insomma il vostro impegno è notevole, quindi fate anche dei piccoli sacrifici, ecco, ma questo non vi pesa. No, io dico che ne vale la pena Sì, infatti. dedicare questo tempo. Ne vale la pena, quindi abbiamo ecco, un esempio di ragazzi impegnati, così giovani, nel volontariato. Certo. L'arcivescovo Luigi Renna, l'arcivescovo di Catania, ha voluto fortemente questo progetto, lo ripetiamo, si chiama Amici di Rosso Malpelo. Conosciamo la novella famosissima di Verga di questo ragazzino Malpelo, considerato un bambino cattivo solo per il fatto che aveva i capelli rossi, no? Una storia drammatica. L'arcivescovo ha creduto molto in questo progetto e spinge moltissimo i ragazzi a spendersi, ad impegnarsi nel volontariato. In questo caso abbiamo Giorgia ed Emanuele che si impegnano con altri ragazzini più piccoli. Ecco, l'importanza dello studio, l'importanza di non sentirsi soli quando si ha qualche difficoltà. Sì, una cosa che l'arcivescovo di Catania ha da subito iniziato, quando lui è arrivato a Catania, e si è accorto, secondo le statistiche, che a quanto pare a Catania c'è una dispersione scolastica molto alta a livello nazionale, per cui lui da subito, credo che sia forse l'unica diocesi italiana, credo, ha istituito proprio l'ufficio per la dispersione scolastica, proprio ha voluto che la Chiesa si impegnasse in prima linea, non fosse soltanto a dire lo studio è importante, bisogna studiare, ma ha fatto sì che la Chiesa facesse la sua parte, quindi un ufficio che affrontasse il problema e soprattutto, ed ecco qui la loro presenza, con risposte concrete. Ecco, più volte lui ha invitato i parroci, avendo dei locali, avendo dei luoghi, di dare la possibilità ai tanti ragazzi di poter studiare e di fare dopo scuola. Quindi vediamo un'azione concreta della Chiesa, non una Chiesa soltanto che pone il problema o dice questa cosa non va, ma una Chiesa che fa la sua parte coinvolgendo le forze che abbiamo, e sono forze di ragazzi normalissimi che stanno portando avanti i loro studi, la loro vita, e che di fatto possono dare un contributo molto, molto importante. Quindi io vedo in questo una profezia, cioè di una Chiesa che si accorge che nella società ci sono delle sfide, ma fa la sua parte in modo strutturale. Quindi l'aver istituito proprio un ufficio diocesano per la dispersione scolastica, che tra l'altro ogni anno organizza dei convegni, spesso in collaborazione anche con la pastorale familiare di cui io faccio servizio, perché chiaramente il problema di un ragazzo, di ragazzi che non studiano, manifestano una problematica familiare molto importante, no? Perché io credo, perché un ragazzo non studia? Perché non vuole studiare? Sì, ok, senz'altro, ma sicuramente c'è anche
una problematica familiare non indifferente. Quindi il loro servizio diventa anche un modo per far sentire questa presenza di una chiesa famiglia, di una chiesa amica, di una chiesa che si interessa di loro, di una chiesa anche che li aspetta e di una chiesa anche giovane, perché in genere si sarebbe aspettati che il doposcuola lo fanno persone pensionate, che ci sta anche, ci mancherebbe altro, non voglio togliere, anzi io ho usufruito quando ero piccolo e dopo scuola persone pensionate che hanno dato un grande contributo, però vedere anche dei giovani mostra un volto di una chiesa giovane che si scommette in tal senso. Sì, so che l'oratorio di della Natività invece cerca di creare anche queste relazioni tra giovani, anziani, so che a volte siete invitati ad andare a casa degli anziani, a studiare lì, e insomma ci sono tante iniziative effettivamente, ma avete trovato invece delle difficoltà? Ecco, ci sono state le situazioni che vi hanno messo un po' in crisi o comunque in difficoltà? L'approccio è stato sempre subito facile oppure c'è qualcosa che insomma potete ricordare o raccontarci che insomma non è stato poi così semplice? Personalmente ho visto molte volte che i bambini cercavano comunque con delle battute, facevano domande comunque per far disperdere l'attenzione in altre cose e non pensare allo studio, però molto tranquillamente rispondendo anche con una battuta, una risata e poi rimettendoci immediatamente a studiare. Oppure mi è capitato che una volta mi è capitato di studiare con un bambino da un lato e un altro bambino dall'altro. Quello delle medie studiava, quello della scuola primaria si muoveva. E questo ragazzino in particolare era un po' un bulletto, comunque un po' agitato. Tranquillamente l'ho messo sulla mia gamba perché aveva finito di studiare e lì ha iniziato comunque a ridere. Cioè ha dimostrato comunque di essere un bambino molto tranquillo. Quindi cercava solo attenzione. Sì, e poi tranquillamente abbiamo continuato i compiti insieme, anzi aiutando anche lui, il ragazzino delle medie. Bellissima questa esperienza. Giorgio, invece tu? Allora, io personalmente non ho trovato molte difficoltà, però ho visto anche che altre ragazze della mia età dove io svolgo queste attività avevano assegnati dei bimbi che magari erano un po' più vivaci per fare i compiti, non volevano farli con molta voglia e quindi non erano molto attenti, però tutto sommato i bimbi che io ho seguito facevano i compiti, nel frattempo chiacchieravamo, mi confidavano anche alcune cose della loro giornata. E andava tutto bene. Secondo voi cosa hanno bisogno questi bambini, a parte lo studio? Ecco, c'è qualcosa che voi percepite di cui hanno bisogno? Subito dopo appunto aver studiato si scende, almeno nella parrocchia della Natività, nel cortile e rimangono i bambini, anche noi rimaniamo oltre l'orario appunto per giocare con loro e si relazionano tranquillamente come se fossimo nella stessa età comunque, e secondo me il fatto che vengono aiutati da giovani, da ragazzi e comunque non c'è questa figura del docente adulto, secondo me aiuta anche. Giorgia, tu? Allora, secondo me questi bambini con le nostre figure, quindi che aiutiamo a fargli fare i compiti, sono molto, comunque, hanno bisogno, ecco, di queste figure che aiutano loro non solo a fare i compiti, ma anche a stare insieme a loro, proprio un punto di riferimento che possono chiedere aiuto, possono relazionarsi con noi. Ma vi raccontano cose loro personali, sì, di famiglia, difficoltà che possono avere, quindi avete anche, per certi versi vi ritrovate anche a dover fare un po' da fratelli o sorelle maggiori? Sì, certe volte questa bimba che io ho seguito mi confidava qualcosa anche della sua giornata che era successa, quindi anche delle piccole cose. Quindi ti ritrovi a dare in un certo senso anche dei consigli, da sì. ragazzina più grande quale sei. Anche tu, Emanuele? Sì, rapporti con i compagni, con la famiglia, cose tranquille, comunque sono molto simpatici, allegri lo stesso, comunque sì, è capitato, però con una battuta, un aiuto, qualche consiglio e poi si ritornava tutto nella tranquillità. Non Salvo, bella questa relazione sì, vedo un segno importante che credo loro possono dare anche ai docenti. Sembra scontato quanto sto dicendo, ma in realtà poi non sempre si manifesta, perché chi fa il docente a volte potrebbe ridurre il suo lavoro all'insegnamento di quella disciplina, quanto in realtà, ma il fatto che diceva
anche Emanuele, che ok, abbia finito quell'ora, quelle ore di lezioni, poi scendiamo in cortile, giochiamo, stiamo un po' insieme, a indicare che oltre all'insegnamento c'è una relazione, c'è uno stare con loro, e il gioco è un elemento molto importante. Il gioco non è perdere tempo, non è passare il tempo, il gioco è fondamentale nella dimensione della relazione con l'altro, perché nel gioco si comprende molto di più il ragazzo, come interagisce. Ci può essere quello più bloccato, ci può essere quello più magari più movimentato, un po' più aggressivo, un po' più... E nel gioco si crea una vera e propria relazione, quindi comprendiamo che sì, ok, fanno il dopo scuola, ma non solo, anzi, il dopo scuola diventa un'occasione d'oro, anzi un tramite per fare qualcosa di molto più importante, e in questo la parrocchia diventa anche un luogo, possiamo dire, idoneo perché questo possa realizzarsi. Un consiglio che possiamo certamente dare ai genitori è quello di mandate i vostri figli negli oratori, perché trovano un po' tutto, trovano relazioni umane, trovano ragazzini e anche adulti disposti a fare del doposcuola. Ecco, sono ambienti sani dove Esatto. poter mandare i propri figli con serenità. Sì, 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 l'oratorio è per l'antonomasia il luogo in cui generazione e generazione di noi siamo cresciuti, e sicuramente portiamo ricordi indelebili in cui veramente le abbiamo fatto le grandi scoperte, abbiamo imparato i veri valori, e anche, perché no, anche i fallimenti, ma tu lì diventa un mondo in cui veramente noi usciamo il massimo di noi stessi. Grazie, andiamo brevemente in pubblicità, una brevissima sosta, e poi continueremo a parlare con Emanuele e Giorgia. Quando il doposcuola cambia il destino, questo è il titolo della trasmissione di oggi. Stiamo chiacchierando con Giorgia ed Emanuele, sono due liceali. Giorgia frequenta il Turrisi Colonna, mentre Emanuele il liceo ospedalieri di Catania. Loro dedicano una parte del loro tempo ogni settimana a fare doposcuola ai bambini più piccoli, quindi frequentano due oratori diversi. Ecco, questa esperienza che avete iniziato già da diversi mesi, dall'inizio dell'anno, vi ha cambiato in qualche modo? Sì, secondo me intanto ha fatto crescere il senso di maturità, perché comunque è un impegno che abbiamo preso, quindi con tranquillità, però comunque dobbiamo ricordarci sempre di andare questo giorno della settimana e di impegnarci, soprattutto perché questi bambini si fidano di noi, e quindi personalmente ha cambiato molto in me questo senso di maturità, e poi mi ha dato molto a livello di comunque relazionarsi con altri ragazzi. A livello umano? A livello umano soprattutto. Quindi si accresce un po' il senso della responsabilità, Giorgia? Sì, cresce il senso di responsabilità e anche proprio il senso di maturità, perché abbiamo accettato questa proposta e quindi ogni settimana non dobbiamo scordarci, ecco, dell'impegno che abbiamo preso, e dobbiamo andare all'oratorio dai bambini, ecco. E quindi vi dovete anche organizzare con i lo compiti, studio, con lo il studio. vostro studio, perché se un pomeriggio sapete che dovete dedicarlo praticamente tutto agli altri, è chiaro che con i vostri compiti Dobbiamo dovete un po' organizzarci. organizzarci, quindi è anche un sacrificio. Sacrificio, sì. È un Però sacrificio. che dona non è? molto, Un cioè, è sacrificio ricambiato. Però un E sacrificio vale la pena, ecco. Vale la il pena, quale sì. vale la pena scommettersi. Giustamente, quando si fa una cosa, o la fai perché ci credi, o la fai con tutto te stesso, lo fai con gioia, oppure diventa una cosa fatta così. E chiaramente loro sperimentano già a quest'età come le cose belle, le cose che fanno bene agli altri, funzionano perché mettono del loro, perché danno il loro tempo, il loro spazio, fanno i loro sacrifici, perché capisco hanno gli studi, le interrogazioni, e non è semplice, però questo per me diventa per loro una sorta di disciplina, no? Perché quando uno poi entrerà nel mondo degli adulti si accorgeranno che il tempo è poco e che devono riuscire in poco tempo a fare tante cose, quindi è un discorso anche di qualità di tempo, no? Perché a volte io penso, quando abbiamo tanto tempo a disposizione non ci basta perché lo usiamo male, invece quando ne abbiamo poco
quell'ora di studio la vivo totalmente a tal punto che si è capace anche di prepararsi e questo diventa anche una piccola esperienza per loro. Oltre a questo tipo di volontariato, voi siete impegnati in altro, non so, in palestra, lo sport, danza? Io particolarmente in parrocchia il fine settimana faccio molte cose, quindi mi trovo impegnato e durante la settimana lo studio. E la tua parrocchia qual è? È Santa Maria di Gesù. Appunto seguo anche la dei bambini, non per lo studio ma ho un gruppo di ministranti bambini, comunque sempre mi relaziono con altri ragazzini, però comunque riesco per ora a gestire i vari impegni. E tu Giorgia? No, io attualmente non frequento nulla, però comunque con lo studio non è facile sapersi organizzare, quindi il sacrificio è... Sì. E se doveste spiegare questa vostra attività ad altri vostri coetanei, magari invogliarli a fare, ecco, Sì. che parole potreste usare? Io consiglio molto ai ragazzi della nostra età di svolgere queste attività di volontariato perché ti fa crescere molto, quindi fa crescere molto la persona che sei e ti fa anche capire che non sempre non c'è bisogno che uno si lamenta perché ci sono persone che sono più sfortunate di noi, quindi con cui la vita è stata più crudele e quindi non dobbiamo pretendere nulla, non dobbiamo dare nulla per scontato e dobbiamo accettare quello che abbiamo. Emanuele? Devo dire che i miei compagni, gli alunni della mia scuola, quelli che hanno partecipato, hanno deciso subito di fare questa attività perché è un'attività molto bella. Usciamo subito da scuola, io personalmente giovedì esco alle 2, quindi subito devo andare al volontariato e con i miei compagni, anche là stesso in mezzo ai bambini, ci divertiamo anche tra di noi, quindi il fatto di non stare da soli, là oltre ai bambini ci sono anche i nostri amici o comunque chiunque vuole venire, poi là non si sta soli, si sta sempre insieme, quindi è un'attività molto bella e soprattutto non diventa pesante mai, sempre bella da svolgere. Sì, vedo che ne parlate con entusiasmo, non considerate un sacrificio, una perdita di tempo, ma qualcosa che vi arricchisce molto. Sì. E quindi consigliate No, anche appunto, agli altri. sì, è molto rilassante, anzi bella. Personalmente il fatto di relazionarmi con dei bambini può solo darmi gioia e a molti ragazzi, gran parte delle persone che conosco appena vedono dei bambini sono sempre con il sorriso in faccia. Certo, sfatano il mito dei giovani che sono presi tutti dai loro problemi, che magari sono sempre a lamentarsi, sembra tutto va male, invece qui vediamo tutt'altro, no? A tal punto che se cerchiamo di trovare il pelo nell'uovo, manco quello troviamo. Questo è bello, no? Perché a me sacerdote dà molta speranza sapere che nel mondo esistono ragazzi come loro, che hanno dei sani principi, che credono in quello che fanno, e soprattutto hanno una prospettiva molto positiva della loro vita, ma anche il titolo di questa puntata è un titolo abbastanza forte, no? Perché non si tratta qui solo di fare un servizio di doposcuola volontariato, ma il titolo dice cambia il destino. E che vuole dire? Vuol dire che quando loro fanno non solo dà un contributo di aiuto a questi ragazzi, ma segna il loro futuro, il loro destino. Io su questo anch'io ai tempi del liceo ho avuto bisogno del doposcuola, no? Perché, attenzione, non sempre andare a scuola basta, perché ognuno poi ha un suo curriculum, un suo percorso personale. Il doposcuola serve perché c'è una relazione, c'è un accompagnamento, c'è qualcosa che purtroppo, e lo capisco, non sempre la scuola riesce a garantire, perché è chiaro come fa un docente con 24 alunni a poter fare un percorso personalizzato, cosa che nel doposcuola riesce, e quindi il doposcuola fa sì che i ragazzi possono avere fiducia in se stessi, perché hanno bisogno di più tempo, perché magari delle cose non è spiegandolo in un modo tutti ci arrivano, quindi anche lo spiegare in modo personalizzato il ragazzo dice ma io questo l'ho capito, io la capisco, questa la sento mia. Ecco, tutta questa cosa crea il futuro e il destino di questi ragazzi. Quindi cambia il destino non solo da chi riceve il doposcuola, diciamo, ma anche da chi lo fa.
Chiaramente, chiaramente. Giorgia poco fa ha detto una cosa molto interessante: non dare tutto per scontato, perché siete a contatto con delle realtà diverse, magari dalla vostra famiglia, dal vostro ambiente sociale, eccetera, no? E quindi ecco, il confronto non solo fra generazioni, ma anche con situazioni familiari, Certo. sociali diverse, li aiuta a crescere. Ma li aiuta anche a maturare, come anche dicevano Certo. Giorgia ed Emanuele, ci aiuta a maturare perché non ci fa vedere solo il mondo, fra virgolette, Esatto. dorato della nostra Esatto. famiglia, del nostro ambiente, delle nostre Certamente. scuole, sono Esatto. due liceali, ma ci aiuta a capire che ci sono anche altre realtà, che Certo. non c'è solo la realtà di Instagram, social, che immagino anche voi seguite ovviamente, essendo così giovani. Però ecco, mentre lì quasi tutto sembra perfetto, ci sono sempre volti sorridenti, volti di persone che sembrano realizzate, in realtà poi Entriamo a nel contatto con concreto altre- ci sono anche altre situazioni che magari i social non vi mostrano o comunque ve li mostrano in maniera edulcorata. Sì. Appunto, come dicevo prima, dei semplici bambini che magari tendono a diventare forti, a fare i ragazzi forti, perché non so, ma può essere che in famiglia comunque si vive, o comunque con gli amici che frequentano, devono comunque farsi vedere forti, ti do un pugno, e poi basta fargli una battuta, dirgli come va, e sorridono, ridono con la loro purezza dei bambini, tranquillamente. Certo, forse riuscite anche a far cadere delle maschere Esatto. che possono mettere, sì. delle corazze che Esatto. a volte anche in certi ambienti o comunque quando ci si sente più fragili, a volte si mostra un'aggressività che poi di fondo è solo una fragilità di fondo, e quindi forse con la vostra semplicità riuscite a scardinare anche questo. Sì. È anche bello quindi il rapporto che si crea, e non soltanto il dopo scuola, ma proprio il rapporto che si crea tra noi che abbiamo deciso di fare questo tipo di volontariato e il bambino che si affeziona, quindi con vuoi o non vuoi si affeziona molto alla figura che le aiuta a fare i compiti. Certo, perché capisce che stanno ricevendo qualcosa gratuitamente, Esatto. e quindi questo è bellissimo da parte dei bambini che magari, chissà, magari forse si sentono poco attenzionati a scuola o in famiglia, nell'oratorio, e con loro si sentono attenzionati, Sì, sentono ricevono. un'attenzione maggiore. Ricevono quell'overdose di gratuità, attenzione che fa sempre bene, a maggior ragione a ragazzi che vivono probabilmente situazioni familiari non semplici e complesse, quindi credo che questo sia una cosa molto, molto importante. Poi vedo anche la profezia che tutti possiamo sempre dare qualcosa, cioè non è vero che siccome sono ancora piccolo, siccome ancora sto studiando, siccome ancora sto costruendo il mio futuro, non posso dare il mio contributo. Cioè non c'è un momento della nostra vita, non c'è anche un'età della nostra vita in cui tutti possiamo dare un nostro contributo, e sicuramente il loro contributo sembra piccolo, sembra indifferente, invece è molto, molto, molto importante. Di questo io li ringrazio e li invito a essere perseveranti in questa cosa. Sicuramente poi avranno l'università, avranno un loro excursus storico importante, però di mantenere fermo quanto loro stanno realizzando. Giorgia ed Emanuele, i desideri per il vostro prossimo futuro? Intanto vabbè, finire il liceo ovviamente, e poi avete già in mente dove iscrivere, se andare all'università, cosa fare, o ancora state decidendo? Prima Emanuele, poi Giorgia o viceversa uguale. Per ora non lo so, di diventare un futuro avvocato, magistrato, per ora la linea è questa. Quindi la linea è quella del diritto, diciamo. Sì. E tu Giorgia? Io ho sempre voluto fare, da bambina amo i bambini, cioè ho sempre amato i bambini piccoli, quindi è anche il motivo per cui ho scelto di fare questo volontariato, e voglio aprirmi un asilo nido, proprio vorrei fare la maestra di asilo nido. Che bello, hai visto? Wow. E allora cosa possiamo dire? È bello il Don fatto che hanno delle idee chiare, poi Esatto. la storia si vedrà, però il fatto che hanno degli obiettivi chiari, così hanno risposto così senza
pensarci mezza volta è bello, quindi e vedo in fondo anche un filo conduttore fra i loro obiettivi, ma quello che di fatto stanno facendo, perché quello che di fatto stanno facendo non è nient'altro che un tassello a questo obiettivo che loro si stanno ponendo, quindi vedo una continuità e un'evoluzione naturale. Grazie Don Salvo, non possiamo fare altro che augurare il meglio a questi nostri due ragazzi, a questi nostri due ospiti. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci regalato un altro pezzettino del vostro tempo. In bocca al lupo per i vostri studi e anche per i vostri desideri che possano davvero realizzarsi. Grazie a Grazie voi. ancora. Grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.